FINS, ma non è solo calcio, giusto? Giustamente, siamo nati con il calcio a 5, ora è nata l'opportunità grazie a Conifa del calcio a 11, quindi possiamo dire che più di questo non possiamo fare sportivamente. In prossimità stiamo avanzando le richieste per l'atletica di questa confederazione che si chiama CONIA, stiamo lavorando per il basket. Soprattutto una cosa fondamentale che non abbiamo neanche detto in conferenza stampa è che il 26 e il 27 saremo a Cracovia per l'assemblea generale di Conifa. Lì avremo modo di comprendere anche cosa vuol dire, cosa comporterebbe ospitare un evento sportivo, quindi chiudere quelle relazioni per tante altre discipline. Per linea una, io sono uno che ha fatto Jiu-Jitsu e vorrei vedere la nazionale sarda di arti marziali di qualsiasi disciplina partecipare, quindi ci stiamo mettendo tutto l'impegno, soprattutto in questa fase comunque iniziale, tutto il supporto per il team della nazionale sarda di calcio. Non si può non parlare comunque del calcio, visto che oggi è stata presentata la nazionale di calcio, tante personalità, tanti nomi interessanti hanno dato la disponibilità. Voi come federazione siete orgogliosi di questa risposta? Secondo me è sbagliato dire anche orgogliosi, siamo spudoratamente, quando ci mandiamo i messaggi, ma chi dorme stanotte? Davvero, siamo tutti alla pari da questo punto di vista. Sino a un mese fa giocavo a calcetto con gli amici e oggi, oh presidente, potete immaginarvi, però all'infuori della simpatia, della presa in giro che ci sta perfetta di amici e compaesani e pavillonis, è veramente un onore, io sto dicendo a tutti così, un onore far parte di questo team e trovare sempre più gente che possa dare un contributo, come non da me non state facendo voi, e questo non è il lecchinismo, nel giornalismo sardo, dai primissimi passi, addirittura anticipando le nostre mosse, quindi qui faccio un po' di grazie per voi. In conclusione, ha un messaggio per un messaggio assolutissimamente per tutto il mondo, perché chiunque gli piace questa idea e vuole dare una mano, non basta solamente il lato emotivo, servono anche i soldi, cosa fondamentale. Noi lavoriamo con un codice etico, quindi uno dei nostri primi sponsor vogliamo che siano le persone che dicono tranquillamente sa nazionale, sa mia, con un solo euro.